Pensiero del giorno, sabato 30 novembre. Sapere attendere. È l'amore che ha parlato nel profondo del nostro cuore e ci ha detto: guardati intorno, nel mondo tutto passa, ogni giorno al suo tramonto e subito arriva ogni notte. Ogni vita ha il suo tramonto e subito arriva anche il tramonto della tua vita. Ma non disperate, sì, tutto passa, perché nulla di ciò che vedete e amate è destinato a voi in eterno. Tutto passa e lascia solo nostalgia e nuova speranza. Ma non disperate, questa trascende i limiti della vita, vi dice: sì, c'è quello che cercate, c'è nel vostro cuore un desiderio infinito e immortale, una speranza che non muore, una fede che trafigge le tenebre della morte ed è luce per chi crede. Non invano sperate e credete, non invano. Aspettate e credete all'amore. È il vostro futuro, il vostro presente, il vostro passato. Tutto si riassume in questa parola: amore. Chiara Lubich, stralci di una lettera del giugno 1944. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.